Natale in giallo per il Veneto. È ormai praticamente certo il passaggio in una fascia d'emergenza più alta per la nostra regione, proprio nella settimana del 25 dicembre. Lo conferma anche il presidente Luca Zaia. Penso che il bollettino di venerdì si possa riservare, salvo arresti dell'infezione con dimissioni ciclopiche, purtroppo ci riserverà la classificazione del lunedì prossimo di zona gialla. Ho l'obbligo di dirvi che ormai siamo agli sgoccioli anche col terzo parametro. E Zaia avvalla sostanzialmente le ordinanze che i sindaci, in ordine sparso, stanno emanando per contenere la diffusione del contagio. Secondo me i sindaci che si stanno muovendo rispetto ad alcune restrizioni lo fanno a ragion veduta, cioè hanno assolutamente il mio sostegno. Penso al pane e vino. Cioè, tutti sanno che io sono un grande sostenitore dell'identità veneta, però è pur vero che oggi le difficoltà dell'assembramento privo di mascherina e di protezione aumenta la diffusione del virus. La situazione quindi è molto delicata, ma al momento non ci sono prospettive di scivolamenti in zona rossa e anzi il governatore ha un consiglio per i veneti indecisi se prenotare le vacanze o meno. Non ci sono prospettive negli algoritmi di zona rossa, cioè, questo ve lo devo dire, cioè se il problema sono le vacanze natalizie, che significano economia per il Veneto, prenotate senza problemi.